Amici del canale RCM, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica, e oggi lo facciamo in rappresentanza dei Teddy Daniels con Massimo Bacci e Giulio Ardau. Ciao carissimi! Ciao Maurizio. Ciao a tutti, ciao Maurizio. Ma che bello che siete venuti anche voi a trovarmi. Siamo da un po' che non ci vediamo, dall'estate scorsa se non sbaglio, Sì. da Dorgali se non sbaglio. Forse lì a Calagonone. A Calagonone sì. l'ultima volta, sì. L'ultima volta a Calagonone, e loro sono veterani di disco notte. 2 volte l'avete fatto, una volta. Abbiamo fatto una volta disco notte, sì, e poi siamo venuti a trovare più volte Maurizio e i nostri amici che suonavano. Quindi dobbiamo programmare un disco notte. Abbiamo registrato lo split da te. Esatto. Abbiamo registrato Alfa, abbiamo registrato Alfa. Bellissimo, ecco. Allora, le vostre emozioni da quando non ci vediamo, le vostre sensazioni, cosa avete fatto come Teddy Day in questo periodo? Beh, diciamo che in quest'ultimo periodo più che altro ci stiamo concentrando sullo scrivere nuovo materiale per il nostro prossimo album, quindi le nostre energie sono tutte dirette verso quell'obiettivo. La formazione è sempre uguale oppure è cambiato qualche componente? No, è uguale, siamo fratelli, 5 fratelli che non si possono abbandonare. E questa è una bella cosa, perché quando tutti quanti giocano all'unisono vincono lo scudetto, quindi è una cosa molto importante. Ecco, quindi avete in preparazione un album, avete quasi terminato e siete pronti per registrare oppure ancora ci vuole un pochino? Siamo ancora in fase di rodaggio, ci sono alcuni pezzi che hanno bisogno di qualche limatura, però lo scheletro, la struttura ce l'abbiamo. Ecco, e come vi muovete di solito per scrivere musica e testi, prima i testi poi la musica, oppure come viene fuori un brano? Beh, in realtà parte tutto da una bozza, in genere siamo io e Giacomo che lavoriamo su delle bozze, su delle basi come sempre. Poi si aggiungono anche gli altri, in quest'ultimo album c'è moltissimo anche la mano di Stefano, il nostro batterista, che è un ottimo musicista, sa scrivere anche lui molto bene, e poi c'è anche il contributo di Michele fondamentale, e poi Massi dalle parole alla musica, insomma. Perfetto, ecco. Ma Giacomo era fuori Italia, se non sbaglio, un periodo. Ritorna presto, io non so se sia ancora. È già tornato. Giacomo è un po' il nostro giramondo, quindi esporta la musica di Teddy Daniels anche all'estero. Benissimo, anche i gadget. Assolutamente. Sì, Ci soprattutto. porta i souvenir molto spesso. Molto Io bene. gli chiedo sempre la birra, però non sempre vengo accontentato. Perfetto, allora io direi che abbiamo dato qualche notizia. Se volete dire qualsiasi altra cosa il microfono è libero, se no salutiamo i nostri amici da casa. Beh, preparatevi al nuovo album di Teddy Daniels, questo lo posso dire. Certo. Che non puntiamo per il 2026. Scusami Maurizio. Punteremo per il 2026, speriamo di registrarlo da fine estate e quest'autunno. Stiamo procedendo bene, quindi state in allerta perché sarà un bell'album. Sì, sicuramente ci vogliamo togliere molte soddisfazioni adesso che abbiamo fatto la prima esperienza col nostro primo album, sappiamo cosa va bene, cosa non va bene, cosa vogliamo cambiare, e ovviamente anche il nostro suono è cambiato e maturato, per cui aspettatevi comunque i Teddy Daniels con l'upgrade. E quindi siamo tutti in un periodo di upgrade, quindi state connessi, preparatevi. Per chi non li conosce sono veramente fortissimi, quindi andate a cercarvi subito su YouTube Teddy Daniels, trovate la discografia, trovate loro, trovate tante clip registrate, e adesso torneranno con un lavoro più maturo. Bene, allora da Giulio, da Massimo Bacci e da Giulio Ardau e da Maurizio Casetutto ci vediamo. Ciao! Ciao, grazie Ciao a tutti, ciao, grazie Maurizio. Ciao, grazie a voi.